It was always a dream to win the finale qua a Rovigo, questo campo Battaglini. It was always a dream, ma adesso we believe it happened. We believe that we can do it. I think belief is something very important. Una squadra che vive così di rugby non gode di quel, perché alla fine è un pezzo di stoffa, però sai quanto rappresenta. È brutto perché una città così meriterebbe uno scudetto ogni anno e non basterebbe neanche per tutta la fame che ha di vittorie. Il messaggio che mi è stato dato da mio padre, che sono andato a trovare nella tomba, è stata una maniera di corroborare le mie convinzioni, la soddisfazione di sapere che siamo partiti con un gruppo di giocatori costruito per arrivare ad un risultato e questi giocatori sono stati aiutati a crescere per raggiungere quel risultato. Cioè, non ci credevi, è stata qualcosa di indescrivibile. È iniziata l'invasione dei tifosi, tutti a far foto, non te ne sei reso conto perché dopo tanti anni basta. E io l'arbitro non ho neanche sentito il fischio finale, ho visto i miei compagni che festeggiavano, che sono venuti a abbracciarmi, sono buttati sopra di me e basta. Lì il sogno si era realizzato e eravamo noi campioni. E fin da bambini che sognavamo questo ed è stata una liberazione. La dedico a Rovigo, alla città di Rovigo. Io in tutto il mio operato ho badato molto a ricollegarmi col popolo di Rovigo. Tutta quella gente che si vede poco magari, però è sempre stata vicina alla squadra e ha sempre voluto arrivare a questo obiettivo. E io penso a questa gente che ha dato tanto ma non ha potuto gioire mai. Tutti hanno sempre guardato la Rugby Rovigo come una squadra emblema della città e riportare a casa qualcosa per questa squadra credo che sia il massimo orgoglio per tutta la gente che ha vissuto l'ambiente rossoblu. Non ho mai vissuto uno scudetto neanche da tifoso Rovigo perché troppo giovane, ho sempre sentito parlare i vecchi dei famosi scudetti, del treno rossoblu, delle trasferte, Brescia, Roma. Viverlo è sempre qualcosa di diverso e ho avuto la fortuna ma anche il merito di viverlo in prima persona e di godermelo. Il 5 novembre arriva finalmente in edicola Scudetto, il film, DVD celebrativo dello scudetto 2015-2016 della Femici Z Rugby Rovigo Delta. Il racconto dei protagonisti svelerà le vicende umane, il retroscena e i segreti del 12° scudetto rossoblu, dal 5 novembre in edicola col Gazzettino.